Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale che TV fa. Oggi è l'onorevole Angelo Errore, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie onorevole per essere ospite qui a TV. Per i tanti giovani che magari non se lo ricordano, ricordiamo, vorrei fare due note proprio sulla personalità politica dell'onorevole Angelo Errore. Fu sindaco di Agrigento negli anni 76-79, nonché successivamente nella nona, decima e undicesima legislatura regionale fu parlamentare regionale, appunto eletto con alte percentuali che hanno sfiorato anche il 41%, nella Democrazia Cristiana l'ARS. Ricordiamo così per i tanti che non lo sanno, fu primo firmatario di un'importante legge, di un disegno di legge che riguardava il recupero del centro storico sia di Agrigento che di Ortigia. Ortigia è un quartiere di Siracusa. Fu assessore regionale al lavoro e quindi assessore anche regionale al turismo, appunto, della regione siciliana. Tra le cose che lasciarono un ricordo nell'attività politica dell'onorevole Errore, ricordiamo i mondiali di ciclismo che per la prima volta passarono alla Valle dei Templi, il premio regia televisiva che venne fatto ad Agrigento, ricordiamo, con il carissimo Daniele Piombi, e quindi le Universiadi, diciamo che fu una cosa anche di importanza generale. Ecco, questo è giusto per dare un po' un ricordo ai tanti giovani che magari non lo so, e poi ai tanti anche che magari se lo sono dimenticati. Allora, onorevole, parliamo di politica, un momento importante che stiamo attraversando nella politica regionale siciliana. Stiamo vedendo che a poco meno di 70 giorni dal voto, si andrà a votare il 5 novembre, ancora i partiti sono un po' in alto mare, ma insomma anche a Roma sentiamo questo flusso di Roma verso la regione siciliana. Prima di parlare delle cose più nostre, siciliane, ecco, vorrei farle una domanda, un suo giudizio generale sulla valutazione politica che il Paese sta attraversando. Ecco, come vede lei le cose, alla luce di tanti anni, di quando lei faceva politica rispetto a oggi? Che valutazione dà? Io devo preliminarmente ringraziare questa televisione che è al centro praticamente della informazione della nostra provincia e della Sicilia, abbastanza professionalizzata, per dire intanto che io appartengo alla categoria delle persone che sono rottamate. Nel gergo politico di oggi Renzi dice che alcune persone devono essere rottamate. Io faccio parte di quella categoria, però sono un iperattivo e vorrei praticamente discutere del tempo che viviamo in relazione ai nostri giovani, perché vedo una classe politica che secondo me non è all'altezza dell'attuale tempo. Però in un quadro di riferimento che è questo. Ieri c'erano alcune regole praticamente con le quali governavamo liberamente, perché avevamo nelle mani le leve monetaristiche e quindi utilizzavamo il denaro pubblico secondo l'esigenza del momento. Difatti noi cosa facevamo? Impinguavamo praticamente le pubbliche amministrazioni e portavamo dentro una serie di giovani che riuscivamo a levare dalla disoccupazione. E però cosa faceva? Portavamo un reddito in una famiglia, tutto si teneva ma aumentava il debito pubblico. Oggi invece dobbiamo governare con regole diverse, cioè nel senso che con l'entrata e con l'ingresso dell'Italia nell'euro siamo controllati dal parametro di Maastricht, il 3%, per cui il denaro non siamo nelle condizioni di utilizzare come vogliamo il nostro denaro, ma siamo controllati dalla Banca Europea, quindi denaro in giro ce n'è di meno. Ci sono meno possibilità praticamente per dare risposte occupazionali ai giovani e quindi dobbiamo regolare meglio la nostra vita in termini generali, perché denari ne abbiamo di meno, quindi dobbiamo essere più bravi a sapere vivere con meno possibilità che oggi praticamente abbiamo davanti. Non sono molto d'accordo, nel senso che sì, è vero che questo 3% secondo me è un po' troppo limitante, infatti Renzi ha chiesto più volte un allargamento, però vorrei dire, dando uno sguardo agli ultimi anni, abbiamo visto che
l'America per esempio si trovò in gravissime difficoltà, eppure Obama riuscì a diminuire i tassi di disoccupazione immettendo, diciamo, nel circuito monetario americano milioni e milioni di dollari che chiaramente per le opere pubbliche, gli investimenti, poi hanno visto che insomma, Obama si dimise, finì il suo mandato con la disoccupazione bassissima, intorno al 3-4%, quindi diciamo ci sono queste linee però, economiche Arturo, diverse. io voglio dire questo, Arturo. In Italia sostanzialmente l'Italia è una democrazia parlamentare, stiamo attento, che è fragile. Rispetto per esempio ad una democrazia parlamentare, facciamo un confronto, la democrazia parlamentare tedesca. La Merkel governa da diversi lustri, con partiti che sono radicati sul territorio, che esprimono una classe politica all'altezza, che hanno un programma studiato. Da noi invece cosa è successo? Perché è fragile la nostra democrazia parlamentare? Perché sono spariti i partiti e sono spuntate una serie di persone, gli uomini, che formano i loro movimenti, selezionano la classe dirigente che gli conviene, sostanzialmente gli stessi grillini utilizzano la rete per poter stabilire chi deve essere il candidato alla presidenza della regione attraverso che cosa? Attraverso 120 telefonate. Cioè praticamente la classe dirigente di questo tempo non è nelle condizioni di conoscere bene i problemi per le quali c'era. Quindi da questo punto di vista noi paghiamo un prezzo che è enorme, perché, e lo dico con grande responsabilità, che l'attuale classe politica non è all'altezza di governare il nostro paese con le regole nuove che la politica e il sociale impongono. Senta, parliamo di questa organizzazione appunto della presenza politica nelle istituzioni. Nelle istituzioni c'è questo, sostanzialmente i deputati sono il frutto di una elezione. Se c'è un personaggio politico che è esterno, non è eletto, non può praticamente governare i deputati come ritiene. E il problema è al contrario, che il Parlamento deve controllare chi governa, invece di essere al contrario. Per cui una serie di regole vengono meno e pertanto bisogna cercare di raggiungere alcuni obiettivi di come selezionare la classe dirigente, perché gli stessi programmi come vengono definiti? Gli uomini, per esempio Berlusconi è un uomo eccezionale per governare la sua impresa, ma una cosa è governare la sua impresa, una cosa è governare lo Stato che è di tutti. Allora noi dovremmo avere l'interesse di creare una classe politica che fosse all'altezza dell'attuale tempo per dire come fare. E come la selezioni, dato che i partiti non ci sono più? Questo è un tema. Allora, ci sono per esempio nel paese, in Italia, il corpo elettorale, c'è il 55% che vota ed elegge tutti. Nel 55% ci sono il 30% dei grillini, il 30% del PD, Berlusconi, Alfano, Casini, la Meloni, cioè ci sono uomini e il 45% non vota. Quelli che non votano sbagliano a stare lì fermi, perché se riuscissero ad avere una proposta politica buona per il paese, manderebbero tutti a casa. Ma il problema è, se non ci sono più i partiti, come stanno assieme gli uomini? Gli uomini possono stare assieme se hanno una proposta politica comune. Se non c'è questo, è difficile poter stare a premere, perché la selezione avviene per compiacimento e per decisione personale del capo. E allora oggi bisogna cercare di capire come si deve governare questo terreno. E allora io dico a coloro i quali non votano, armonizzate una proposta politica. Per esempio, non votate perché? Perché siete scontenti di come si governa. Vediamo di trovare un modo come governare meglio. E vi dico, perfetto, signori miei, lavoriamo attorno a una proposta politica e mettiamo al primo punto, eliminiamo la corruzione. La corruzione, bisogna eliminarla nel paese. Secondo punto, ridiscutiamo i guadagni di tutti gli italiani.
Terzo punto, creiamo il lavoro per i giovani. Creare il lavoro per i giovani, come lo puoi creare? Mettendo in movimento la finanza privata, facendo il progetto di finanza, limitando al privato il guadagno, perché tu per poter fare il progetto di finanza ci vogliono due volontà che si incontrano, la buona politica e il denaro. Tu a quello che è il denaro devi dire, senti, ti basta l'80% di guadagno? Perfetto, tu mi dici sì, allora assieme facciamo una cosa. Voglio fare un esempio. A un certo momento si legge sulla stampa che un imprenditore praticamente agrigentino, un certo Moncada, voleva fare un suo albergo, l'aviovia dove fare scendere gli aerei, e voleva la modificazione, di un terreno là dove non si poteva costruire. Perfetto, tu puoi dire non te lo faccia la modifica del terreno a mani libere, io e tu dobbiamo fare il progetto di finanza. Tu ti fai l'albergo, l'aviovia, quella che costruiamo, è mia, del comune, però io e tu facciamo la società di gestione, tu ti pigli il 51% che sei privato, io mi tengo il 49%, però devi assumere 40 persone. Quindi sostanzialmente se il privato che ha soldi accetta la limitazione del guadagno, perché chi mette soldi vuole guadagnare il 300%, ma se tu d'accordo cerchi di limitare, eccetera, sì, che fai? Fai l'interesse dell'impresa, quindi rendi l'impresa più forte, ma nello stesso tempo dai una risposta occupazionale. Il quarto punto, la politica deve poter praticamente controllare tutto, deve essere la buona politica, deve vedere anche quello che avviene all'interno di un'impresa privata, perché non è possibile, ripeto, porto un esempio, che il manager Cattaneo sta 16 mesi alla TIM e quando esce vuole una buonuscita di 30 milioni di euro. Ma scusatemi un minuto, ma queste cose come avvengono? Perciò io sto 16 mesi impegnato e poi voglio 60 miliardi delle vecchie lire come uscita. Ma questo non è possibile, perché la politica deve controllare perché questo avviene, senza però essere nelle condizioni di invadere un campo che non è proprio, quello è il campo privato, tu lo devi solo fare crescere e costruire. Voglio dire, queste cose però devono essere pensate da giovani. I giovani oggi cosa fanno? Sono presi solo della tecnologia, hanno questo rapporto con la tecnologia, certo, che li isola, che non li fa confrontare. Allora noi come creiamo il gruppo dirigente nuovo, tenuto conto che fino a 25 anni praticamente i giovani sono presi da queste posizioni della rete che poi sfociano nell'impegno dei grillini, non so se mi spiego, senza trovare una possibilità di incontro. Noi dobbiamo selezionare una nuova classe dirigente che con le regole di oggi possa governare meglio il paese. Selezionare e formarla, diceva lei poco fa. Come? Dico, selezionarla e formarla chiaramente. Certo, ma formarla. Come si può arrivare a questo? Perché stiamo vedendo che i giovani spesso sono lontanissimi dalla politica, bisogna fare praticamente male. Le scuole di formazione politica, perché praticamente una volta i partiti erano contemporaneamente formazione e selezione di classe politica, perché c'erano uomini praticamente di un certo tipo. Io per esempio ho un incarico politico dentro un partito dove si governava, in cui personaggi di un certo tipo creavano politica e quando gli interessi cozzavano nascevano sempre cose nuove. Non è che ci si fermava solo a loro. Io ho fatto il sindaco della città solo perché due personaggi politici di quel tempo si sono scontrati e uno ha utilizzato me contro l'altro. E io ho fatto il piano regolatore di questa città in 100 giorni e l'onorevole Bonfiglio mi votò contro. Mi votò contro ed era la sua città, perché il piano regolatore non lo voleva. Quindi nascono questi problemi nel quale, allora oggi come la formi la nuova classe dirigente? Deve fare le scuole di formazione, ma chi la fa la scuola di formazione? Il singolo che ha un movimento, per esempio, l'onorevole Berlusconi con intelligenza cosa dice? Gli uscenti non vi candido e cerco cose nuove e giro. Ma scusi, le cose nuove che trovi sono migliori di quelle che lasci o no?
oppure praticamente cioè, utilizzando praticamente il meccanismo della rottamazione, mandi a casa quelli per pigliare i nuovi, cioè sostanzialmente il Paese ha bisogno di alcune regole nuove e quindi una proposta politica chiara dove tu scongeli il 45% che non vota, ma deve avere il coraggio praticamente di accettare alcune cose. Molti, se tu dici voglio eliminare la corruzione, dicono non è possibile. Come non è? Perché non è possibile? Ma scusa un minuto, se a me per vedere se ho quello che possiedo mi fate l'accertamento patrimoniale, perché non lo dovete fare agli altri? E allora con grande serenità, siccome siamo dentro l'euro, e dobbiamo essere dentro l'euro, dobbiamo confrontarci con gli altri stati, abbiamo bisogno di regole comuni, accettando queste regole di stare dentro l'Europa, denaro disponibile per governare il nostro paese ce n'è di meno e dobbiamo essere così bravi a regolare le nostre cose. Io dico per esempio, se i grillini dicono io voglio tagliare lo stipendio dei deputati, voglio tagliare i vitalizi, dicono bene, vediamo il guadagno di tutti. Se c'è una persona che guadagna 20.000 euro al mese, io gliene tolgo 2.000, non succede niente. Se un altro ne guadagna 15 e ne tolgo 1.500, non succede niente. Quello che ne guadagna 10, ma devo dare almeno a chi guadagna 1.500 euro 500 euro per portarlo a 2.000, perché padre, madre e un figlio con 2.000 euro possono vivere decentemente. Ma per dare 500 euro a 20 milioni di lavoratori o elimino la corruzione o non trovo i soldi. E allora questa proposta politica la deve scegliere o chi è nuovo, o lo può fare anche uno che fa politica ancora di questo tempo. Se però dice alle persone io sono vincolato così, al primo punto metto questo, secondo, terzo, quarto e quinto. È la stessa vicenda della regione, perché questo discorso praticamente varrà anche per la regione, e credo che discutendo delle nostre cose vedremo successivamente cosa fare. Volevo fare un inciso, ecco, rispetto ai tempi della Democrazia Cristiana, che tra l'altro diciamo, la sua disgregazione ha lasciato un voto politico enorme che poi non è stato più colmato da altre forze, forse un po' Forza Italia o il PD, però ecco, non con le caratteristiche della Democrazia Cristiana. La formazione avveniva attraverso per esempio un lavoro di segreteria, perché prima ricordo quando io ero più giovane c'erano le segreterie dei vari parlamentari. No, non era la segreteria. Avveniva attraverso, dalla segreteria magari poi si andava a consigliere comunale, a consigliere provinciale. C'erano i comitati provinciali dei partiti, che erano quelli che facevano politica. Sostanzialmente dai comitati provinciali, dove si discutevano i programmi, gli uomini, eccetera, usciva una indicazione programmatica, ma dal comitato provinciale, che era un organo politico. Non c'entra niente, il consigliere comunale era la promanazione di un'altra cosa. Sostanzialmente io facevo il consigliere comunale della Democrazia Cristiana, ma il programma era stabilito da quel partito, dentro quel partito, eccetera. Non essendo più questa struttura, ci sono gli uomini che hanno fatto movimenti. Stiamo attenti, guardate positivamente cosa è successo in Francia. Macron è un uomo di 36 anni che in un anno ha fatto un movimento. Ma stiamo attenti, siamo in una repubblica presidenziale, laddove la persona che viene eletta decide la vita di tutti. Cosa che in Italia non è Io per esempio personalmente, a me non piace la democrazia presidenziale, perché Macron non lo controlla nessuno politicamente. Io invece voglio il controllo politico dell'esecutivo. Il Parlamento deve controllare il Presidente del Consiglio, perché ci può essere una persona che impazzisce e fa le cose che vuole. Non è che Macron, una cosa è De Gaulle, una cosa è Mitterrand, una cosa è Macron, però sono uomini. Allora è lì, è libera la persona eletta decide tutto. Qua invece, nella democrazia parlamentare ci vogliono gli organi politici per selezionare. Pigliamo i grillini. I grillini come fanno i candidati? Li fanno attraverso le persone che si collegano con i telefonini, la rete.
La rete, per esempio, decide di fare Angelo Errore candidato alla presidenza, all'assemblea regionale con 67 telefonate. Ma possibile è questo? La persona che scelgono è nelle condizioni di capire le cose che deve fare? Oppure il problema è semplicemente fare demagogia? Perché bisogna governare tutto. Bisogna sapere che cosa uno va a governare, come lo deve governare e con quale regola. Ecco, sul piano del governo nazionale come vede le cose lei? Come vanno le cose? Ma io dico che le cose del governo nazionale non vanno assolutamente bene. Ritengo praticamente sempre che una classe politica avveduta deve cercare di scongelare il 45% che non vota con una proposta politica totalmente diversa da quella che viene seguita oggi. È la stessa cosa della regione siciliana. Sì. Ci sono alcuni candidati, tutte persone che io non discuto, per me vanno bene tutte, ma si rendono conto di quello che devono andare a fare? Cioè, sostanzialmente, la regione che abbiamo costruita noi non funziona più, perché abbiamo sbagliato. Dove abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato nell'assumere 150.000 persone. L'ente regione non può sopportare questo carico lavorativo, perché 15.000 sono i vincitori di concorso e 135.000 sono i precari. Cosa dobbiamo fare con questa gente? Il presidente della regione che viene eletto, Crocetta, sì, quando fu eletto, dice che doveva fare la rivoluzione. Ma quale rivoluzione ha fatto? Ora si vuole ricandidare, ma lui ha governato nel modo peggiore. Ora, i candidati presidenti di oggi devono sapere che arrivano a governare una regione dove devono fare la rivoluzione. In che senso? È semplice, io dirò, quando arriva un presidente eletto, ha un ente con un bilancio. Allora deve solo valutare a monte, posso io con questo bilancio pagare 150.000 persone? Sicuramente la risposta è negativa, quindi che fa? Li licenzia? No, non li può licenziare. Allora cosa deve dire? Siccome la regione può fare un sacco di cose che discendono dallo statuto, io voglio la trasformazione della regione a regione normale. Devo fare la regione normale. E allora, non licenzio questo 150.000, quanto mi costano? 10 lire? Poi me ne rimangono altre 10. 10 lire, pago gli stipendi di questi e li porto alla pensione con la posizione giuridica che hanno, non possono diventare regionali. Con gli altri 10 lire cerco di sviluppare, facendo la battaglia contro la corruzione, il rapporto di finanza, perché devo poter fare lavorare i giovani che sono disoccupati. Nel mentre subiamo l'immigrazione, la Chiesa dice che li dobbiamo accogliere perfettamente. Le accogliamo non solo accogliere, perché l'accoglienza diventa solo un business per alcuni. Siccome questi sono qua, li dobbiamo integrare. Ma come li dobbiamo integrare? Con regola. La regola deve essere questa, che se io fortifico un'impresa che può fare 10 assunzioni, 8 sono i nostri e 2 sono i migranti. I nostri 8 devono guadagnare X, mentre i migranti devono guadagnare X meno Y, perché devono portare un valore aggiunto e fare diventare economicamente più forti le nostre imprese. O noi troviamo queste cose, è difficile praticamente poter governare al meglio la Sicilia. Quindi lei dà un giudizio negativo, insomma, del governo della regione siciliana? Non si può più governare così come si è governato fino ad ora, chiuso, è una partita chiusa. Bisogna pensare a regole nuove. E le regole nuove sono queste. Per esempio, la regione non può più fare le cose che faceva prima. Deve cercare di trovare, per esempio, anche con la informazione, deve fare delle cose nuove, perché ci sono, per esempio, emittenti come la vostra che riescono ad essere centralmente importanti nella provincia, nella regione, eccetera. Devono poter, queste sono imprese, quindi devono essere nelle condizioni di poter vivere un tempo di cambiamento. Cioè, però, è sempre la classe politica che, se c'è un movimento
c'è la personalizzazione della politica. certo. La personalizzazione della politica non paga. Onorevole, come vede lei, ecco, questo momento politico in Sicilia con tanti candidati che almeno sono pronti a misurarsi? Per esempio vediamo il centrodestra si sta coagulando su Musumeci, però c'è questa disputa con Armao, insomma Forza Italia non era molto d'accordo a scegliere Musumeci, il PD è spaccato con la proposta di Micari, ora c'è pure Crocetta, non c'è l'unità dell'ala sinistra, si vuole candidare a Fava, i grillini che diciamo possono avere alte chance di vincere le elezioni, insomma una situazione molto frastagliata. Ecco. Assolutamente sì, ma io non voglio manco discutere di queste cose, perché queste cose le appartengono al tempo che fu. Sostanzialmente se noi continuiamo a selezionare presidenti della regione con le regole di ieri, non funziona. Come andrebbe e allora, selezionato siccome vedo tra lei? questi, io vedo, continuando così, per le prossime elezioni regionali, una non partecipazione al voto del 50%. Cioè aumenta? Certo, dal 45 ci saranno, molto probabilmente non voterà il 51%, se noi continuiamo con le regole di ieri. Le regole di ieri non ci sono più, o noi stessi diciamo ai giovani, ecco, vedete che anche le scuole forse dovrebbero occuparsi anche un poco di politica e di formazione politica, perché non è che il giovane solo ha bisogno di tecnologie, eccetera. L'educazione civica. Molto probabilmente perché i giovani non parlano delle cose di tutti. La regione è di tutti, il comune è di tutti, lo Stato è di tutti, ma chi lo deve governare? Cioè la rete. Io penso che se dovesse vincere un grillino ci saranno guai notevolissimi per la Sicilia, io penso, perché per quello che sento dire qua ci vuole un programma. Il programma, cioè per avere il programma ci vuole la proposta politica. Gli uomini possono stare assieme se hanno una proposta politica che condividono. Se non ce l'hanno, se ognuno pensa a fare cose particolari, eccetera, la Sicilia non si può più governare con le regole di ieri. Chiuso, quella è una partita chiusa. Bisogna trovare regole nuove. Le regole nuove sono quelle che in Sicilia facevamo un mare di cose, non si possono più fare. Dobbiamo fare le cose essenziali, cioè portare a bordo questo carico di lavoro che già la Regione ha e vedere come dare risposta occupazionale agli altri. Se c'è una banca regionale che è l'IRFIS deve essere al servizio sostanzialmente delle imprese e deve poter fare vivere le imprese al meglio, in modo tale che poi l'impresa dà una risposta occupazionale. Se noi invece pensiamo all'IRFIS con una situazione di tipo diversa, voglio dire, se c'è un'emittente televisiva che ha 3 dipendenti, io li devo fare diventare 10, ma devo essere nelle condizioni praticamente di fortificare l'impresa in modo tale che si possa dare risposta a 10 dipendenti. Se invece io la indebolisco, che cosa succede? Non succede niente. Allora, io penso che il modo di come si seleziona la classe dirigente, il modo di come si indicano le persone, perché a livello regionale, ma possibile è, se io fossi stato deputato regionale col governo Crocetta, non avrei dato la fiducia al primo governo Crocetta, perché Crocetta ha detto di volere fare la rivoluzione e ha presentato una giunta con 5 donne, che nella loro vita, io non le discuto, nella loro vita cosa avevano fatto, ma cosa avevano capito, ma dove erano? Non avevano fatto niente nella loro vita. Quando una persona non riesce ad imporsi nella vita normale, come può essere poi bravo nella vita politica? Se io non riesco nella vita normale ad avere nessuna eccetera, come posso poi essere bravo nella vita politica? Quindi il discorso è che i giovani, ai quali mi rivolgo veramente, devono avere uno scatto di grande responsabilità, perché i giovani fino a 25 anni non capiscono cosa significa la politica. Quindi bisogna praticamente essere rigidi nella
in una proposta politica e vedere come fare nascere una classe dirigente appropriata al tempo che si vive. Un sindaco, oggi, io per esempio sono contrario all'elezione diretta del sindaco, perché il sindaco non può essere controllato politicamente, cioè il sindaco può fare quello che vuole, il consiglio comunale se gli vota la mozione muore con lui. Io dico che il sindaco eletto direttamente ha una forza grandiosa, ma deve fare che cosa? Deve sapere trovare i soldi, deve cercare praticamente di rendere nel bilancio per esempio le cose positive, la raccolta differenziata, trovare i soldi per fare pagare meno tasse, oppure per esempio con gli imprenditori sviluppare un rapporto di confronto dove attraverso il progetto di finanza realizzi cose importanti per la città. Se vuole un sindaco può fare tutto quello che vuole, se è bravo, dando anche una risposta al consiglio comunale che lo segue. Nel consiglio comunale deve dire: la mia proposta politica è questa, 1, 2, 3, 4 e 5. Chi la condivide va bene, chi non lo... ma la devo realizzare. Se invece praticamente mi chiudo dentro me stesso per cercare solo una proiezione mia personale, non serve a niente. Non serve a nessuno, servirà molto probabilmente al sindaco che potrà diventare deputato, potrà diventare senatore, ma certamente non alla città, ecco, non possiamo noi... In questo ci caliamo con il problema degli enti locali, no? Che hanno grandissimi, stiamo vedendo comuni, gli enti locali hanno come delle Favara, difficoltà, Porto Empedocle, governati dai hanno... grillini, subito... via, certo, mai visto praticamente, stiamo vedendo anche i grillini, insomma... a Porto Empedocle praticamente alla Carmina dice che è tutto distrutto economicamente, cioè il bilancio eccetera, la stessa cosa a Favara. Allora cosa voglio dire? Sostanzialmente come può fare un i comuni hanno delle difficoltà, ma io non vedo sindaci, per esempio c'è il sindaco di Zafferana e Tinea praticamente, che fa il 96% di differenziata e raccoglie per il suo comune almeno 4-5 milioni di euro. Cioè sostanzialmente è nelle condizioni di fare pagare meno tasse ai loro cittadini. Ci sono i sindaci che sono bravi. Il sindaco certo non è che si può inventare quella, deve cercare 3-4 soluzioni all'interno del proprio paese per fare crescere imprese, sostanzialmente, fare fortificare l'impresa e nello stesso tempo dare una risposta occupazionale. Qua per esempio noi ad Agrigento abbiamo un bene, i beni culturali, si lamentano eccetera. Agrigento può diventare il primo paese di bed and breakfast in Sicilia. In Sicilia io le persone le devo fare dormire con 30 euro, in modo tale che il bed and breakfast, utilizzando i beni culturali, diventa anche un momento di sfogo positivo per i giovani. E li devo controllare, ma senza vessarli. Cioè dobbiamo tutti assieme praticamente, quando io ho fatto il piano regolatore e non passò nessuno più dalla via sacra di davanti al Tempio della Concordia, abbiamo praticamente ingrandito la presenza di presenza turistica, perché prima passavano le strade eccetera, poi abbiamo fatto il centro storico, cioè sostanzialmente io devo sviluppare moltissimo il turismo e la cultura e accanto fare che cosa? Fare diventare la città di Agrigento il primo paese di bed and breakfast della Sicilia. Se a Taormina si dorme con 70 euro, ad Agrigento si deve poter dormire con 25 euro. Se tu fai questo praticamente in termini di concorrenza, dai una risposta, certo, gli alberghi, chi ha soldi andrà sempre nell'albergo buono, chi non ha soldi però tu metti nel movimento una serie di cose. Agrigento può fare questo, può fare questa scommessa, tenuto conto praticamente che recupera il centro storico e nello stesso tempo praticamente sviluppa turismo e beni culturali che possono essere... Ultimamente abbiamo avuto un grosso riscontro turistico, anche con questi eventi ma che è ci sono sempre stati, positivo. Io dico una cosa, sì, l'azione del parco e tutta questa serie di cose, il bed and breakfast, cioè così, facendo dormire persone a basso costo, è una risposta anche all'occupazione, perché siccome qua ci sono le seconde e le terze case, solo che tu li devi fare crescere con regole, non è che possono chiunque
la mattina spunta, eccetera, perfetto, li devi fare con regole, senza vessazioni, la burocrazia deve essere spedita, deve essere nelle condizioni di poter fare, eccetera. Io credo che la città potrebbe avere una svolta notevolissima in questo senso, senza creare, se ci sono 400 bed and breakfast, ce ne sono 250 abusivi, io non è che dico quelli abusivi, tu li devi fare rendere, che facciamo? La costruzione, eccetera, ci sono abusivi, perfetto, rimetterli a posto e allarghi l'impegno. Da 400 dobbiamo diventare 2000. Quindi sostanzialmente una operatività il sindaco intelligente la può avere, non deve pensare solo ai problemi del gabinetto, ai problemi dell'errore, deve pensare praticamente che può fare alcune cose. Certo, il sindaco deve essere sempre un uomo formato politicamente, perché non lo può fare chiunque. Se io oggi ad un giovane, è giusto, così, senza alcuna formazione, lo mando a fare il consigliere comunale, non sa manco quello che deve fare. Quindi ci vuole, come hai detto tu, la formazione, che secondo me, per esempio, con una decisione di governo, può anche, per quanto riguarda le cose della politica, essere un ramo della scuola. Perché no? Praticamente politica e società. Politica e società, per esempio, un corso durante la fase di formazione e di creazione del giovane che può diventare praticamente importante al fine di capire come si gestiscono al meglio le cose di tutti. Perché lo Stato è di tutti, non è solo di Berlusconi, di Alfano o di Renzi, no, non è solo, è di tutti e noi lo dobbiamo, e mi rivolgo soprattutto a quelli che non vogliono votare, perché quelli che non vogliono votare non sono contenti di come si governa il Paese. E allora bisogna scongelare sto 45%, ma per scongelarlo ci vogliono politici avveduti che possono con la loro proposta politica scongelare questo 45%, perché chi sa scongelare questo 45% governerà il Paese. Governerà il Paese. Io per esempio io non so, faccio un esempio banale che può sembrare, per esempio una televisione per alcuni significava divertimento, la televisione è una cosa importantissima sul piano dell'informazione e sul piano dell'imprenditorialità. Faccio l'esempio perché sono qua, non so se mi spiego, ma ci sono tante altre cose da poter fare, da poter sviluppare. Per esempio, se un sindaco bravo fa un incontro con quelli della Confindustria e gli fa un ragionamento e gli dice: amici miei, io sono qua, voglio rappresentare buona politica, voi cosa volete fare? Tu vuoi crescere così, vuoi crescere così? Io sono disponibile a creare con voi un rapporto un rapporto positivo per poter sviluppare la tua imprenditorialità e nello stesso tempo dare una risposta occupazionale e migliorare la vita generale della città. A proposito di formazione professionale, anche vedo per esempio gli ordini da 2 anni a questa parte hanno inserito dei corsi di formazione professionale, bisogna avere dei punteggi che lo certificano e noi per esempio come giornalisti, vedo anche medici, vedo ingegneri, si fanno dei corsi proprio per aggiornarsi su ciò che sono le tematiche. Quindi secondo me, tornando al discorso della formazione, anche la scuola dovrebbe avere questo soprattutto compito. Perché Arturo, io lo devo dire con chiarezza. Tu nella scuola, io spesso ci vado, parlo con dei ragazzi, di politica non sanno neanche la differenza fra assessore regionale, presidente del consiglio, presidente della fanno una gran confusione. Quindi secondo me la scuola e così la formazione professionale è importante se viene utilizzata con i giusti canali. Sostanzialmente la formazione professionale, come fa la regione, è sbagliata. Per esempio, a volte l'affida all'imprenditore. Se l'affida all'imprenditore, tu devi avere possibilità di controllo. Perché ci sono imprenditori che fanno la formazione professionale, per esempio, su ragazzi fittizi, non ce li hanno, si pigliano i soldi, eccetera. Allora io cosa dico? La regola, diamoci una regola, per esempio facciamo fare la formazione professionale nella scuola, man mano che l'alunno, eccetera. E se c'è un imprenditore che vuole fare formazione professionale, tu devi potergliela fare e controllarlo.
e controllando. Non è Certo, possibile che certo. tu mandi per esempio 10 ragazzi in un forno e dicono che ci sono 10 ragazzi che stanno imparando a come fare i fornai, invece non ci sono, e il fornaio si piglia i soldi della formazione senza fare niente. Non bisogna fare così, assolutamente, perché questo metodo va bandito. E allora cosa voglio dire in conclusione? Il problema è sollecitare chi vuole spendersi per buona politica, anche per quelli che ci sono, perché tutti non è che sono tutti da buttare. Se alcuni si rendono conto che non è più possibile fare politica come stanno continuando a fare e vogliono emergere per dare un segnale di novità a chi non vota, lo facciano con grande libertà, perché altrimenti tutti saremo chiusi dentro il 50%, loro decidono tutto quello che devono decidere alla vecchia maniera, non risolvono i problemi di tutti e ci ritroveremo praticamente che nei territori i migliori vanno via. I migliori giovani vanno via, stiamo se ne vanno assistendo a un'emigrazione, e forse rimarremo anche assessore al lavoro, per cui certo, praticamente rimarremo praticamente nelle nostre realtà quelli che aspettiamo la morte. Non è possibile questo. Bisogna essere iperattivi, bisogna anche sollecitare coloro i quali hanno una formazione diversa, che magari non sono riusciti nella loro vita a raggiungere alcuni risultati. Bisogna metterli in movimento in modo tale che tutti lavoriamo per cercare di aiutare il giovane ad essere bravo a governare le cose di tutti. Però vediamo che tantissimi giovani sono andati via. Manca, specialmente vedo io ad Agrigento, manca una generazione. Certo, assolutamente Perché, così, non c'è tutti i il giovani, lavoro, non ci tutti sono i giovani, iniziative, stai attento, succede questo, quindi i giovani per esempio che vanno all'università, scelgono le migliori università e vanno poi all'estero, i ragionieri, i geometri, le maestre, cosa fanno? Rimangono qua a non fare niente, perché una volta c'era lo sfogo, come dicevo io, che con le regole di ieri creavamo, utilizzando la moneta, i posti nella pubblica amministrazione. Oggi non c'è più questa possibilità e quindi per i prossimi 30 anni i giovani, specialmente quelli medi che non sono bravi negli studi, non troveranno soluzione. Potranno trovare soluzione qua attraverso la imprenditoria privata, perché noi non siamo nelle condizioni qua, pensiamo sempre al pubblico, invece no. Dobbiamo lavorare politicamente perché l'imprenditoria privata cresca e dia una risposta occupazionale, in modo tale che il privato, che deve assumere 10 giovani, magari ne assume 8, ma 8 li assume praticamente. E se tu poi dai una norma legislativa che aiuta da un lato l'impresa e dall'altro lato la obbliga praticamente ad essere certo per l'occupazione che deve dare, sostanzialmente... Però è difficile perché abbiamo assistito in questa stretta economica un po' che arriva dall'Europa, che le banche hanno ridimensionato molto il credito e chiaramente questo ha fatto sì che moltissime aziende si sono trovate in difficoltà e con la crisi, diciamo, che si è dovuta anche alla mancanza di denaro, alla mancanza di investimenti pubblici, non si fanno più lavori pubblici, che molte aziende hanno chiuso e quindi ecco, si vive, questo è anche questa vero, la crisi. questo è anche vero che è si successo praticamente nel paese, è successo in un primo momento, in Italia succedeva questo, che da Roma a scendere le banche non davano più soldi e da Roma a salire, quando c'era una società che gli rendeva le loro idee bancabili, i soldi glieli davano. In effetti però c'è stata la crisi nelle banche e allora praticamente bisogna, ecco, costringere le banche ad aiutare la media impresa, la impresa medio e piccola. Non è che per forza si deve aiutare praticamente, eccetera, perché i lavori pubblici, per esempio, ormai sono nelle mani di 10 persone nel paese, non ci sono più le piccole imprese e quindi bisogna cercare attraverso una politica di inserimento nelle banche la possibilità di dare credito pulito a coloro i quali praticamente piccoli imprenditori possono essere nelle condizioni che anche di moltissime crescere. banche siciliane sono anche scomparse.
Certo, perché ci sono assorbite dai grossi ma non network. solo, le banche oggi pensano alla loro organizzazione interna, riducono le loro presenze, riducono le spese, non fanno più quello che facevano ieri, però con le regole nuove potremmo anche, con la loro presenza che c'è territoriale, spingerli a dare un ossigeno certo alle piccole imprese, in modo tale da creare un tessuto netto, perché prima non era così. Allora bisogna cercare, perché i soldi vanno utilizzati bene, nella direzione giusta, per dare soprattutto una risposta ai giovani. I giovani devono capire che se sanno governare meglio le cose di tutti, danno una risposta ai loro coetanei. Quindi da questo punto di vista ritengo, ecco, che le elezioni regionali debbano essere utilizzate da coloro i quali non sono contenti del modo di come si governa, in modo tale da selezionare una classe dirigente che è difficilissimo, perché come faccio io, senza la formazione, a scegliere praticamente un giovane che fa il deputato regionale al meglio, quando non sa manco leggere il bilancio? Sostanzialmente è questo il problema. Allora dobbiamo impegnarci, quelli che siamo rottamati ma iperattivi, a stare assieme e cercare di creare le condizioni per migliorare le condizioni di vita generale dei giovani e dare a loro Senti, l'opportunità. un'ultima domanda su Agrigento, ecco, un giudizio su Agrigento, sul governo, sulla gestione della città, questa nuova amministrazione. Io non sono sulla vicenda di Agrigento. Cioè, cresce Agrigento, va avanti, ecco, come la vedi in generale? No, io non vedo assolutamente niente di novità, lo posso inquadrare in una situazione generale. Il sindaco, ripeto, novità non ne ha portato, perché io vedrei la crescita della città, civico, ad esempio, la crescita della città la vedrei con la emersione di una imprenditoria, un'altra imprenditoria. Non la vedo, perché sostanzialmente il turismo, bisogna puntare moltissimo, ripeto, sulla imprenditoria piccola che è legata al turismo e ai beni culturali. Non vedo niente di movimento in questa direzione, vedo solo una grande presenza per alcuni temi che sostanzialmente centralizzano la persona, e la persona punta a migliorare la sua condizione. Non è che qua c'è, invece la città praticamente deve crescere assieme alla sua classe dirigente, ed essere nelle condizioni di muoversi positivamente. Non è che, per esempio, vedo cose positive in questo senso, vedo una possibilità di centralizzazione della persona con grande capacità, come se si cercasse una prospettiva personale, che uno deve assolutamente garantire, ma deve garantire soprattutto prima la vita di una città che ha bisogno sostanzialmente tantissime cose. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Angelo Errore, abbiamo voluto un po' fare un punto su tematiche nazionali, ma regionali, anche locali. Abbiamo parlato di giovani, di sviluppo, di occupazione e di finanza alternativa, questo nuovo modo, progetto di finanza che ancora però in Sicilia, insomma, da noi non decolla, forse perché non si è creato, non c'è la mentalità manco del politico, ecco, il politico stesso non sa, questi politici non sanno praticamente che possono realizzare queste cose, non c'è nella loro mente, perché le regole di ieri erano quelle e sono saltate, le regole nuove non le sanno applicare, quindi che cosa succede? Succede praticamente quello di cui parlavi tu. Bene, grazie onorevole, ricordiamo che l'onorevole ha avuto anche esperienze parlamentari, è stato assessore al lavoro, al turismo e ora è qui, insomma, a disposizione della città. Noi lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie all'emittente, sei stata molto gentile, io sono disponibile ad un confronto positivo se dovesse nascere, per poter lavorare per il cambiamento. Grazie, ringrazio i nostri telespettatori, ricordo sempre TVA sul canale 92 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, il programma lo potete vedere anche in streaming sul nostro sito internet televideoagrigento.tv, lo caricheremo anche sul nostro canale YouTube.
per cui diciamo, chi vuole vedere la trasmissione con l'errore ha tante possibilità di vederlo. Grazie, buonasera onorevole e buonasera ai nostri telespettatori. Grazie a voi, siete molto gentili.